Sport e viver sano praticati bene nel modo più comodo? Deca Sport Passion da oltre 30 anni offre allo sportivo esperto e non un'ampia gamma di servizi, oltre ad un vastissimo assortimento sportivo con alcune chicche, tra cui i sali minerali MTB NES. Deca Sport è ciclismo, dalla novità Gravel, perfetta per ogni percorso, bici da corsa tra i migliori marchi, Carrera, Cinelli, Focus, Bottecchia, mountain bike, e-bike, city e touring bike e junior. Abbigliamento Alè, Sportful, Endura, calzature Northwave, accessori tra cui gli occhiali di Sagan 100%. E poi il post vendita, e qui facciamo ancora la differenza. Effettuiamo il posizionamento sulla bici con regolazione, è la bici che si adatta alla persona, e visita biomeccanica su appuntamento, assistenza con officina, infine grande novità da provare, il noleggio, mountain bike e bike, bici da corsa. Deca Sport Passion, vi aspettiamo! Da una grande passione per il caffè nasce Lu Caffè ad Alfonsine di Giuseppe Zuffi, con esperienza decennale nel settore. Nel suo caffè shop seleziona i migliori caffè disponibili, macinati in barattolo, in sacchi da 1 chilogrammo in grani, in cialde e capsule, classici oppure aromatizzati o speciali, e poi anche tè, tisane e camomille. Lu Caffè può offrirvi anche un servizio a 360 gradi, dalla A alla Z, dalla scelta dei migliori caffè alla vendita con garanzia di assistenza di macchine per il caffè per professionisti del settore o per privati, senza preoccuparsi della loro pulizia o manutenzione. Pensa a tutto Lu Caffè, disponibile anche per consulenza formativa. Lu Caffè, tu scegli il tuo buon caffè, a tutto il resto ci pensa Lu Caffè e vivi la vita. Siamo presenti anche alle vostre feste, sagre ed eventi. Chiamateci per sapere come. Anche questo è un servizio Lu Caffè. La Ercole Baldini è una manifestazione davvero prestigiosa per Massa Lombarda. La nostra società ciclistica si impegna un anno per l'altro per organizzare tutto ciò. Avere oltre 2000 persone che hanno scelto di essere qui oggi è il maggior tributo all'impegno di tanti, a dei volontari, gli sponsor, gli appassionati di Massa Lombarda che sono fieri e orgogliosi insieme a noi di organizzare tutto ciò. Mi auguro davvero che possa continuare a lungo questa tradizione. È il modo migliore questo per poter ricordare Michele Scarponi, una tragedia immane che ieri ha colpito tutto il mondo dello sport, non solo del ciclismo, e credo che la Gran Fondo nel nome di Ercole Baldini la possa onorare nel miglior modo possibile. 12ª edizione, ci facciamo anche un selfie, un saluto da Enrico Spada, 12ª edizione della Ercole Baldini, ovviamente anche da Sabrina Sgalaberna qui al mio fianco. Dicevo, ci facciamo un selfie, mi è piaciuta questa immagine iniziale, se magari chi lo ha fatto ce lo vuole mandare via mail lo pubblichiamo la prossima volta. Guarda, e cellulari, persone, giustamente era presto, sei in mezzo del mattino, ovviamente i primi della fila ci sono sempre i miei amici, quelli che volevano partire quell'anno, ti ricordi, con la baracca. Posso dirti una cosa, insomma, è passato poco tempo, però insomma vogliamo unirci anche noi, visto che parliamo di bici, quindi intanto il sindaco Bassi, insomma vogliamo unirci anche noi alle condoglianze alla famiglia di Michele Scarponi. Il ciclismo ha perso un grandissimo atleta e soprattutto un grandissimo uomo, e questa è la dimostrazione che il ciclismo, questa gara, queste ciclo amatoriali, questi raduni, il ciclismo è fatto da grandi uomini, perché questi veramente alle 6:30 della domenica mattina prendono su e fanno 150-160 chilometri. Insomma, credo che Michele Scarponi fosse un esempio per tutti loro, continuerà ad esserlo nella storia. Nella storia ce lo ricorderemo, uomo di squadra soprattutto, quindi giustamente lo hai sottolineato. Ne ho parlato anche con Ercole Baldini presente su questa gara, soprattutto alla fine quando l'abbiamo intervistato, e mi ha detto anche lui, insomma, è stata una grandissima sfortuna, una grandissima perdita. Quando ne abbiamo parlato in privato, insomma, anche lui era molto molto affranto. Allora, Franco Ravaglia, vogliamo ricordare, il nuovo presidente della GS Massese, col sindaco
presentissimo come sempre il nostro Daniele Bassi, e presenti anche gli uomini e le donne fondisti amatori di questo bellissimo sport. A chi piace pedalare non possono mancare sul circuito romagnolo. E quest'anno dicevi giustamente che stavi per dire che il percorso è cambiato. Bravi, voglio dirlo, bravi, perché ai ciclisti ogni tanto piace, fa bene, ha fatto bene a 2000 e oltre persone che hanno partecipato a questo raduno della domenica 23 aprile organizzato dalla Massese. 2000 persone rispetto ai molti meno dell'anno scorso, ma perché Enrico pioveva e insomma qualcuno si presenta, ma non tanti quanti quest'anno. Bravi. Siamo a Imola, siamo nelle zone dell'autodromo, qui lo vedete alla sinistra del nostro teleschermo. Fammi dire l'ultima cosa che riguarda anche tutti coloro che partecipano a questi raduni automobilisti. Stiamo molto attenti quando guidiamo. Ciclisti, state attenti anche voi, quando vi fanno bip bip, voi vi spostate molto lentamente, non a 2 ma in fila indiana, magari. Non mandiamoci a quel paese l'uno con l'altro. Ecco. Io sono dalla parte degli automobilisti, mi guardo bene da mandare a quel paese perché so benissimo che quando si fanno tanti chilometri ci sta anche di fare la chiacchierata assieme a chi ti sta a fianco, no? Esatto. E quindi abbiamo un po' di pazienza ricordandosi che c'è un codice della strada da rispettare, giustamente, ed è per questo che era ben tutelato il percorso come sempre, un percorso che ovviamente è protetto, però è una lunghezza quella che noi affrontiamo, è un percorso di gran fondo di 153 km, insomma non potrà essere presidiato punto per punto, ma insomma già c'è stato uno sforzo notevole come sempre da parte degli organizzatori del circuito romagnolo di poterlo fare realizzare in sicurezza. Guarda che belle immagini che ci offre il nostro cameraman Lorenzo Nacci, che voglio ricordare e ringraziare. Ciao Lorenzo. Arriva da Bologna, bravo. Guarda che bei colori, io chiedo sempre il colore, la moltitudine delle divise, perché questo è il mondo del circuito romagnolo. Uomini, donne, paesaggio, enogastronomia, montagna, salite, discese. Verde, poi cosa ci mettiamo, Enrico? Le belle giornate. Peschine. Io ci metto le peschine. Ci mettiamo le peschine. Guarda, le peschine te le porto alla fine delle Gran Fondo, te le porto. Aspetti settembre, perché l'ultima tappa noi ce l'abbiamo a settembre. Io sono via a settembre. Peggio per te, me ne mangio io, così impari. Lo sapevo. Tante le donne che partecipano anche quest'anno ai raduni cicloamatoriali, e tanto anche il bello che vedremo anche in questa tappa, che è la seconda del circuito romagnolo. Seconda di 6 del circuito romagnolo, si inizia a salire e si va verso la Bordona, famosa Bordona, poi dopo avremo da Piancaldoli si arriva a Bivio Peglio, poi a Firenzuola e si scende verso Castel del Rio. Diciamo che lassù in zona Appennino, che stiamo raggiungendo in questo momento, è abbastanza un mangia e bevi, cioè nel senso non ci sono salite lunghissime, ma ci sono picchi piuttosto importanti, e quindi vedremo i nostri eroi della domenica faticare abbastanza. Lo stanno già facendo su questa prima salita che porta verso la Bordona. Ecco, ripetiamo che noi seguiremo il percorso Gran Fondo di 153 km, lungo medio, noi prendiamo il lungo, sempre il lungo come noi. Sempre. E qui ci facciamo un piccolo cambio di calzino, perlomeno ci stiamo sistemando la scarpetta, perché anche la scarpetta, quando il meccanico lungo il percorso, può sempre servire, non si sa mai, purtroppo capita anche la foratura, speriamo di no. Io ho visto anche un amico ciclista che proprio quando ha parcheggiato al pasta party la bici, ha detto, l'è andata a prendere, guarda, l'ho trovata sgonfia proprio adesso, e per fortuna gli ha detto la compagna di viaggio. Piancaldoli, siamo in zona salita e qui davvero siamo in una bella, stiamo vedendo delle bellissime immagini, e qui si va verso ma che cosa te ne accorgi che stanno andando verso la salita? Insomma, tutti dritti. Direi che siamo in punta di scarpa. Più che dritti sono curvi verso il manubrio, e stiamo andando verso il Brio. Cielo minaccia qua, pale eoliche, quindi questa bella energia che viene sfruttata, offerta dal vento, zona abbastanza ventilata. Vediamo, hanno già il giubbottino aperto, tira un po' di vento, insomma un pochino di frischio qua c'è Enrico. Sì,
Stiamo andando verso sì, Pancaldoli. Biancaldoli e verso Firenzuola, che appunto sarà la gognata meta dopo le tante, diciamo, salitelle qua su. Sdoganiamo nella parte toscana, insomma, quest'oggi. Sì, e devo dire, ecco qua, il Peglio 2, abbiamo già passato il Peglio 1, siamo al Peglio 2 e poi ci sarà anche il Peglio 3, quindi anzi è il contrario, Peglio 3, Peglio 2 e poi Peglio 1. Diciamo che la zona è quella del Bivio Peglio, però sono 3 salite differenti. Ristoro, ci prendiamo un po' di ristoro, banane, arance, ma soprattutto le peschine e il parmigiano reggiano e tutto quello che può servire a rifocillarsi. Mi pare che abbiano un po' di fretta, qui vogliono andare. Dei Riders Team, anche loro sempre presentissimi, e oltre agli amici di Somec, Sambi Team, tantissimi, perché ogni squadra, diciamo, ogni società, i suoi vari gruppi, c'è chi fa mountain bike, c'è chi fa raduni di gran fondo. Belle queste società, mi piacciono perché sono molto ben così colorate. Cioè si trovano alle 5 della mattina e poi uno parte per andare a fare la mountain bike, però l'orario... Guarda che bella ragazza. Ma qui è caratteristica, tutte le donne che fanno sono molto belle, molto in forma. Sono tutte bellissime. Guarda che bello scorcio dall'alto, sono tutti lì ammassati per riuscire, insomma, a rifocilarsi velocemente. Qua c'è da fare attenzione, perché se siamo di nuovo in discesa, dove ci stiamo recando, Enrico, adesso? Ci stiamo recando verso Firenzuola, diciamo che torniamo verso la zona emiliano-romagnola, emiliana in particolare, provincia di Imola, perché dopo Firenzuola c'è Castel del Rio, diciamo che stiamo andando in discesa, poi ci sarà una piccola salitella, l'ultimo, diciamo, sforzo di questa zona, e poi tutta discesa fino a Castel del Rio, poi faremo tutta la Montanara per arrivare a Codrignano, dove poi si sale per i 3 punti. E lì si mettono proprio in coda alla nostra moto per sfruttare anche la scia, per fare un po' meno fatica. Tu come faresti? Io mi attaccherei a qualcuno, farei ancora prima. Dove posso mi attaccherei a qualcuno. Anzi, mi hanno spinto, tu lo sai, gli amici del Vecchiazzano mi hanno spinto più volte. Bene, quel famoso percorso di 60 km che ho fatto, li ho segnati nel calendario. Se funziona così potrei farlo anch'io. Cioè, se trovo qualcuno che mi spinge, potrei iscrivermi alla penultima. Allora, vediamo, insomma, tanti colori, tante divise. Vogliamo ricordare che domenica invece ci sposteremo nella Gran Fondo Valle del Senio. Colgo l'occasione, 17ª edizione. Gli amici che sono entrati l'anno scorso all'interno del circuito romagnolo, USC Castel Bolognesi, il nostro amico Pietro, il presidente, ci sta già aspettando, sta già preparando i ristori assieme a Tonino Rivola di Wispa, che è l'uomo factotum appunto acquisti per quanto riguarda il circuito romagnolo, un carissimo amico che voglio salutare. E così qui siamo a Castel del Rio. Bello, qui ci sono le feste rinascimentali. Attenzione, che voglio salutare. Avete visto il castello? Vi consiglio tra un giorno di andare a vedere la mostra che sta aprendo proprio in questi giorni di residuati bellici. È veramente un consiglio d'amico, perché gran bella mostra dell'amico Bruno Zama. Ecco, bene, è giusto ricordare, i luoghi caratteristici si attraversano anche per vedere peculiarità e apprezzare, insomma, particolarità che non sono visibili tutti i giorni. Con la bicicletta riesci a vedere molte più cose di quelle che appunto si riescono a vedere in auto. Qui si sono appoggiati l'un con l'altro. Begorini, ma guarda, Atletico 85, Beppe che avevo perso. Siamo abituati a vederlo in altre. Invece adesso con la bici, e gli amici di Orenplas che danno un supporto per quanto riguarda il camion, probabilmente per il trasporto dei viveri. Gli amici appunto organizzatori di questo secondo ristoro che vediamo quest'oggi, acqua, sali, si riempiono le borracce, ci si rifocilla. Posso approfittarne anche per salutare uno dei partecipanti al raduno, che è Patrick. Ciao Patrick, marito della nostra collaboratrice Margherita Ventura, che so che insomma si è dilettato nel 150. E dai, che divisa veste? Questo non lo
so, però insomma so che c'era anche lui. C'era anche Patrick. Bene, Patrick, la prossima volta se ti vedi alla pasta party, perché tanto io arrivo lì, lo sapete, vengo a chiedere come vi siete trovati, salutaci per favore. Lui, secondo me non si ferma a pasta party perché Margherita è un'ottima cuoca, quindi la domenica. Così magra è anche un'ottima cuoca. Ma io dico, non so, più sono brave più sono magre. Guardateci ogni tanto la domenica pomeriggio alla Toa, siamo una manica di pazzi. Hai visto che siete una bella manica di pazzi. Aspetta che volevo terminare. Hai visto che belle ragazze che ci salutano? Qui siamo già in discesa, Enrico, però. Non ne ho vista una al di sotto della media. Tutti a pollice alzato, vuol dire che si stanno divertendo. È per quello che è poi pieno di uomini, insomma, sostanzialmente conviene. Dice, dove stiamo andando qua, Enrico? Guarda. Siamo ai Tremonti, qui siamo sul Monte Frasineto. Questo è il monte che saluto l'amico Mario Righini della leggendario Baracca. Sabrina, perché insomma ha ospitato un campionato del mondo, ma anche diverse gare importanti, un campionato italiano qualche anno fa, e quindi il campionato del mondo di Vittorio Adorni, che tu hai conosciuto, hai intervistato più volte. Sono stata in macchina con lui, ho vissuto un po' il percorso insieme a lui della Tremonti. Fare quel percorso lì per un ciclista è come insomma andare alla Mecca per un islamico, insomma è proprio veramente uno dei percorsi sacri del ciclismo locale. Questo è il circuito dei Tremonti, si scende e si arriva al circuito di Imola, dove un'occhiatina andare, no, perché sennò ti arriva però un'occhiatina gliel'ha andata bolide. Volentieri a quello che stava succedendo con gara di moto, mi pare. Anche perché le cose si possono fare con calma, non c'è bisogno. Questo cos'è? Le acque minerali? Sì, siamo le acque minerali. Me lo ricordo, vecchi ricordi. Ovviamente l'ingresso dell'autodromo, esatto, Enzo e Dino Ferrari, la torretta. Anche minaccia qui, se volete, ancora ogni tanto passare di qua. Adesso c'è una bellissima mostra con tutte le auto di Formula 1, ogni tanto c'è mostre con vari reperti della Formula 1, della MotoGP, quindi conviene fare ogni tanto un salto all'autodromo di Imola proprio per questo motivo. Stiamo rientrando a Massa Lombarda per quel di Imola e quindi insomma ormai siamo vicino a casa, stanno pedalando ancora più velocemente. Stanchi, però mi felici. Sembrano molto divertiti, felici credo proprio di sì. Risottolineo tantissima partecipazione, oltre 2000, e qui siamo all'ingresso di Mordano, questo la conosco io, questa è Mordano, è la città nativa della mia nonna, città anche che ospita la casa del grande autore di gialli Lucarelli. E poi da Mordano andiamo verso quelli di Massa Lombarda, perché c'è veramente pochissima distanza fra Mordano e Massa Lombarda, e qui siamo all'ingresso della viale Vittorio Veneto. Qui c'è il comune e qui invece si va nella piazzetta retrostante il comune, dove c'è l'LP di Massa Lombarda che ha fatto da ritrovo per questo splendido pasta party, un parcheggio bici come consueto per quanto riguarda gli amici delle Gran Fondo. Guarda che ospitalità quella romagnola, Enrico, un ristorante totalmente aperto, chiuso ai clienti abituali, aperto con tanto di penne fantastiche, mi hanno detto, penne fantastiche che vengono offerte a tutti i partecipanti, la piadina con la salsiccia, e non poteva mancare neanche questo, una bevutina, una mangiatina, un bel caffè offerto dall'organizzazione. Il sindaco che saluta, Ercole Baldini, un buon gustaio anche lui con tutta la famiglia, a lui piace radunarsi qui presso la Gran Fondo a cui lui ha dato il nome, e ovviamente ringraziamo tutti gli amici della GS Massesi. Io ringrazio te Enrico, mio consueto compagno di Gran Fondo e del circuito romagnolo. Appuntamento al 30 di aprile alla Gran Fondo, la Valle del Segno. Quest'anno vedi, abbiamo cambiato percorso, abbiamo fatto una innovazione. E tu mi trovi veramente d'accordo, perché è bello cambiare ogni tanto un percorso. Abbiamo deciso, un po' anche perché il personale era calato, però abbiamo deciso di fare un nuovo percorso. Speriamo che ci abbia premiato. Il tempo è stato buono, la gente ha partecipato ma non come ci aspettavamo, ma diciamo sono 2000 in tutto. 1500 ai percorsi e 5500 agli autogestiti. Mi spieghi un attimo qual è il nuovo percorso, soprattutto il lungo che abbiamo seguito noi, che cosa abbiamo visto di nuovo? Di nuovo avete visto che siamo passati da Imola e poi da Imola siamo andati lungo la Montanara fino a Fontanelice, quindi a Fontanelice chi voleva fare il percorso corto tornava indietro, chi voleva fare il percorso invece gli altri percorsi proseguiva per la Montanara. Al bivio della Bordona, prima di Castel del Rio, faceva la sua bella salita della Bordona
Poi il medio, Bordona, il medio andava per i Gessi, quindi Sassoleone, e ritornava a Fontanelice, Ristoro, mentre il lungo andava verso Giugnola, faceva i tre salite del Peglio, arrivava a Firenzuola e poi da Firenzuola ritornavano tutti verso Imola. Abbiamo sfiorato un pochino nella Toscana. Nella Toscana, esatto. E poi a Borgo Tossignano prendevano la strada per Codrignano e un dulcis in fondo facevano i Tremonti. Perché insomma è un Se non fossero bastati la... Esatto, se non fossero bastati, poi dai Tremonti ritornavano a Imola, Mordano, Massa Lombarda. Hanno percorso anche il percorso del Giro d'Italia, quello dei Tremonti, quel bel mangia e bevi che proprio verso la fine si sta perfettamente. Difatti il Giro d'Italia che c'è stato 2 anni fa, che abbiamo fatto 2 giri del Tremonti, sono passati per Codrignano, quindi è stato diciamo un bel giro. 2000 è un ottimo numero, quindi Presidente complimenti perché è un ottimo battesimo, ma da dove arrivano i più lontani? Perché hai visto, sono arrivata, mi salutano in tanti, sono tanti oramai gli amici. È arrivato da Malta, che arriva tutti gli anni, e quelli più lontani sono 3 che sono venuti da Bolzano. Allora, Presidente, soddisfatto? Lo staff ha retto anche a questa ondata di amici ciclisti amanti delle raduni cicloamatoriali, perché queste sono le gran foto. Sono cicloamatoriali. No, lo staff è stato impeccabile, diciamo che ogni settore ha collaborato, i ristori ho sentito in giro che sono stati molto belli. Abbiamo concentrato un unico ristoro a Fontanelice, chi faceva il medio, chi faceva il lungo, quindi avevano i ristori, quindi abbiamo anche ottimizzato un attimo i ristori. Quanti chilometri era il più lungo come percorso? Il lungo era 153 km, il medio 110 e il corto 60. Ringrazio l'LP, ristorante LP che fa da ritrovo per il passaparti. Sicuramente l'LP ci dà una grande mano perché ci mette a disposizione lo spazio, il ristorante, quindi i servizi, i camerieri, quindi un grande ringraziamento all'LP. Però fammi fare un ringraziamento anche a tutti i volontari che erano sul percorso, i volontari che sono qui alla base, che sono sempre veramente persone eccezionali. Allora ragazzi, da Cesena ho detto giusto? Sì, io sono di Cesenatico però. Quanti siete? Lo so, Cesenatico c'è tanta gente oggi, io vengo da Cervia. E c'era una marea di gente, non si passava, c'era la maratonina da porto a porto, non si passava da una parte all'altra. Noi ci siamo spostati nei colli emiliani per vivere questa giornata di sport. Vi è piaciuta? Moltissimo. Che percorso avete realizzato? Il lungo. Temeraria, grande. Gli stori come sono andati? Gli stori perfetti. E diciamo che sei arrivato anche con un buon tempo, lo vogliono dire questi uomini, ma noi sappiamo che pedaliamo. Non serve, il giro, la compagnia e il piacere di poterlo fare, basta. Sei l'unica donna di questo gruppo? Siamo diverse donne. Quelle del circuito romagnolo quali altre fate? Visto che io sono la TV ufficiale del circuito romagnolo, non so se... Pedale bianco-nero? Quello di Lugo? Sì. L'abbiamo fatto quest'anno, non lo so se ce l'abbiamo a calendario perché facciamo le agonistiche. Però quando non abbiamo le agonistiche queste qui le veniamo a fare volentieri. Ecco bene, allora noi vi aspettiamo. Ben organizzate, bella gente, bei ristori e soprattutto, ribadisco, bei percorsi. Cercasi il presidente del pedale bianconero, c'è? Presente! Eccola, Annalisa Cassani, ciao Annalisa. Che percorso hai fatto? Io ho fatto il lungo con un entourage di una trentina dei miei, ci siamo divertiti. Quindi ti sei meritato il passaparti ampiamente. Molto meritato. Ascolta, come hai trovato il nuovo percorso? Perché qui c'è stata una variazione, quest'anno un percorso totalmente nuovo. A me è piaciuto moltissimo, era un po' di anni che purtroppo impegnata in altri fronti mancavo, ma anche i ragazzi hanno mirato un paesaggio veramente bello. A noi è piaciuto, ci siamo divertiti, gratificati anche da una bella giornata. Quindi. Allora, oggi avete pedalato su quale percorso? Vi chiedo se riuscite a unirvi, eccoli qua. Il medio. Abbiamo fatto il tracciato medio. Eravate? Io mi sono poi aggregato a quelli che ho trovato, che sono partito un po' in ritardo, sono partito alle 7:40 da qui da Massa Lombarda. Li hai trovati lo stesso, quindi hai pedalato abbastanza per arrivare. Ho cercato di fare del mio meglio, insomma, da amatore. Sono riuscito a fare la media di 30, sono contento. Via. Complimenti, ma però sono raduni cicloamatoriali, quindi qui il tempo non vale. Però tu che percorsi hai fatto?
Il medio. Sono andato su a Piancaldoli, poi dopo ho cambiato idea, sono tornato indietro a prendere gli altri e poi abbiamo fatto il medio. Il percorso, passaparti, l'organizzazione, nota tecnica, vi voglio chiedere un po' come trovate l'organizzazione del circuito. Direi che sono stati molto, molto bravi tutti, hanno fatto un'ottima segnaletica, un'ottima ristorazione ai vari vari ristori che c'erano, e poi anche qui bene o male sono stati molto, molto accoglienti, ospitali, la salsiccia, la piada. Noi cerchiamo di essere attenti un po' a quelle che sono le novità del mondo del ciclismo. Come già 10 anni fa siamo partiti con lo scatto fisso, che ancora nessuno sapeva cos'era, adesso partiamo col gravel. Il gravel è una nuova disciplina nata da pochissimo, che è un po' la nuova frontiera del cicloturismo, ovvero una bicicletta che ti permette di andare su tutti i percorsi, asfalto, strade bianche e fuoristrada. Quindi con un'unica bici riesci a godere delle bellezze, soprattutto anche del nostro territorio, delle pianure e delle colline romagnole. E proprio per questo stiamo organizzando un evento che abbiamo nominato il Romagnolo Audace, che vuole essere un po' un primo esperimento che speriamo che si allarghi e che anche altre associazioni seguono il nostro esempio, per poter far godere del ciclismo non solo agonistico ma soprattutto amatoriale, abbinato a quello che può essere la conoscenza del territorio, delle peculiarità che abbiamo noi romani, che sono tante. E proprio per questo voglio ringraziare anche gli Agriturismo, che ci darà una grossa mano in questo evento, perché i ristori saranno organizzati in collaborazione con loro, quindi chi viene al nostro raduno gravel potrà godere delle specialità degli Agriturismo che incontreremo durante il percorso. È un evento aperto a tutti i tipi di biciclette, noi lo abbiamo chiamato evento gravel perché è un po' il motivo per dare un tocco un po' diverso a questo ciclo raduno. Saranno ben accette le biciclette mountain bike, bici a pedata assistita, c'è anche la loro categoria, fat bike, tutto quello che può andare in strada e fuori strada contemporaneamente, perché il percorso è misto. Noi ci troveremo lunedì 1 maggio al Decasport dalle ore 6:30 di mattina fino alle 7:30 per la iscrizione, e poi si partirà alle 8. Sono anche aperte le prescrizioni che si possono fare online tramite il sito ilromagnolaudace.weebly.com. E una cosa che non ho detto prima, mi sono dimenticato, ma molto importante, ci sarà anche il test bike. Chi vorrà provare queste bici gravel, la Cinelli, che è un po' un'anchilena pioniera di questi nuovi prodotti particolari, come anche Focus e Bottecche, saranno presenti come aziende a far testare gravel, mountain bike e anche e-bike, che è anche questa la nuova frontiera. Ecco, quindi una bella tappa da non perdere. Anzi, io proporrei agli amici del circuito romagnolo, al presidente Garavini, che so che ci segue sempre, anche se oggi non l'ho ancora visto, ma ci segue sempre in TV perché lui ci tiene molto, ecco, a fare una chiacchierata con Davis, perché secondo me stiamo cercando i motivi di questa piccola flessione del circuito romagnolo. Secondo me una chiacchierata con Davis non guasterebbe, perché sono ragazzi giovani, hanno idee innovative, e forse per un'altra fetta di pubblico, quella che forse è uscita per anche forse ovvi motivi di età, potrebbe rientrare. Davis, lasciamo questa bella sfida al nostro presidente Aurelio Garavini? A noi piace sperimentare cose nuove, siamo aperti a qualsiasi collaborazione e soprattutto con persone che hanno un'esperienza come loro, che organizzano da tantissimi anni eventi molto grossi come quello al quale siamo presenti oggi, e ci fa piacere essere sempre qua. Allora Ercole, come hai visto gli atleti, come hai visto un po' la giornata? Ho visto che sei anche in compagnia del nostro comune amico Veliano Longhi, il past president della Massesi. Ma la gara quest'anno affrontava la nuova gestione, Longhi ci ha lasciati, eravamo tutti preoccupati che avesse lasciato il testimone, qualcuno che non fosse troppo pratico, ma abbiamo visto che anche il nuovo presidente è stato bravissimo, la giornata è stata molto bella, il tempo... 2000 atleti, tantissimi quelli che si sono presentati quest'oggi, baciati anche dal sole. Sì, quest'anno è stato anche il tempo ha favorito tutto, e poi qui al ristorante ha completato tutto, perché abbiamo mangiato molto bene, e fortunatamente è andato da mangiare anche a quelli che non hanno fatto la pedalata in bicicletta. Mi fa molto piacere chiamarla festa, perché molti la chiamano una gara, e invece queste non sono gare, sono passeggiate, sono feste, e io provo queste feste qui perché partecipano molti atleti che non hanno ancora o non hanno più la forza di partecipare a gare, quindi chiamiamole feste e continuiamo a farle. Io spero di continuare a venire qui alla chiusura,
perché la chiusura tutto sommato la facciamo in un bel posto. Io dico che sono d'accordo con te, faccio la stessa cosa anch'io, lo sai già da molti anni a questa parte, perché qui riesco anche a raccogliere un po' le idee e le impressioni di chi ha pedalato, di chi ha partecipato. Sono orgoglioso di essere qui come ospite e ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, faccio i complimenti a tutti e dico speriamo di vederci ancora un altro anno. Chi ha partecipato credo voglia fare i complimenti a te, grandissimo Ercole Baldini. Ricordiamo solo una delle tue tante vittorie, ce la vuoi ricordare quella data? La vittoria olimpica, sì, è stato... Anno? Vittoria olimpica anno 1956. Diciamo che è stata una delle mie più belle vittorie, se non la più bella. Però fortunatamente non è stata l'unica, ho vinto qualcos'altro. E quindi quando uno mi fa una domanda penso sempre un po' a tutte le vittorie, anche perché poi non sono tantissime e quindi soprattutto mi fa pensare ai tempi belli di quando eravamo giovani. Se esiste questa manifestazione è per la presenza e la disponibilità di Ercole Baldini di dare il nome a questa manifestazione. Io gli sarò sempre grato perché è stata un'idea, diciamo, di qualche anno fa, di 12 anni fa, per dare il nome a un testimonial d'eccezione come Ercole Baldini. Sulla questione invece della manifestazione sono molto contento perché dopo la delusione dell'anno scorso, che siamo stati proprio avversati da un bruttissimo temporale, da una bruttissima giornata, ecco che la giornata di oggi ci ricompensa, diciamo, di questo. È una bella giornata di sole, tanta gente e ci stimola, diciamo, andare avanti ancora per i prossimi anni. Stiamo aprendo la veranda, l'abbiamo aperta per la prima volta per il vostro pubblico. Anche oggi sono passati circa 2000 ciclisti. Siamo contenti perché il tempo ci è stato clemente e poi perché la qualità del prodotto mi sembra che ci sia. Sono tutti ovviamente contenti e anche noi, quindi anche per quest'anno di averci e avervi avuto ospiti in tutte e due, insomma. Pizzeria ma anche ristorante LP con delle leccornie particolari, anche pesce, poi ci saranno delle giornate a tema lungo l'anno e lungo l'estate, vero Sergio? Sì, assolutamente. Allora, pesce molto. E poi noi seguiamo un attimino la stagionalità dei prodotti perché secondo me è molto importante quello, cioè essere attenta appunto alle stagioni, cercare di comprare delle buone cose, cercare di farle bene, trattarle bene e cercare di stare vicino al nostro pubblico che in 40 anni, voglio dire, sono passate veramente tante persone di qui. 40 anni di attività non sono pochi, vero Giovanna? No, sono abbastanza, molto. Una sola domanda, con quel famoso matterello quante tagliatelle e sfoglie hai fatto? Tantissime. Perché qui la pasta è tutta fatta a mano. Tutta. Ringrazio l'LP di questa grande ospitalità, LP proprio nella piazza dietro il comune a Massa Lombarda. Seguite il profumo della pizza e il profumo della tradizione, trovate l'LP. Passiamo il testimone, a chi? Quale sarà la prossima? È la valle, quindi è Castel Bolognese, la Gran Fonda Valle del Segno.